una volta pigliai una scimmia caruta che mi è rimasta impressa. Comunque io facevo il portapizze in una pizzeria, questo già lo sapete perché ve l'ho gittata a qualche video, e ci stava una sera che faceva una pioggia esagerata, ma da credere che pareva che la gente tutta vesticchiata d'acqua con i barconi e di meno, acqua proprio veramente assurda, tuona, lampo, fulmine, oh, una miseria, una serata di merda. E io ovviamente portavo le pizze col motorino, non potevo non farlo. E nonostante tutto, aveva portato una pizza a fuori rotta, a Via Consalvo. Ma fortunatamente addosso avevo una di quelle tute antipioggia, dove la pioggia praticamente ti scivola addosso, che si chiamava Angerata, Acerata. Poi tu state mai cazzi capi pure un nome sta tuta, che tu quando dicevano, oh, perché non ha Angerata, Acerata. Non ci mai capito come si chiama, o se qualcuno sa, ma qua su Sfizi scrive sotto i commenti, c'era si dice Angerata, Acerata, vabbè, non lo so, comunque dici a me. Comunque, mi ricordo questa sera appunto faceva un freddo esagerato, una pioggia esagerata, e io praticamente mi ho detto un pomodorini e a questa signora e stavo congelato, voglio, ma proprio, cioè, io, la signora quando era aperta la porta ha detto avrei un pupazzo in neve, perché si proprio bloccato, si pensava che era un robot, comunque, se tu sti che pizza in mano, con la casca ancora in capo, perché tenevo in mano congelata e mi riuscivo manco a l'accetto, ecco, comunque c'è la pizza in mano, la signora mi ha detto i soldi, mi ha detto pure una mazzetta di 2 euro, non mi dimenticherò mai, essendo che stavo un po' esaltato e gioioso di questa cosa che era avuto 2 euro di mazzetta, dice, boiamo, mangiano poco scelta, mangiano poco sgranchi, ma possiamo pigliare su e scendo a pere. Non l'hai mai fatto. Ma te tu per un po' prima scalino, ma pigliare la fedente sciuliata, cominciare a scendere in scala, poi giù, a tipo Bob, che lo sport che fanno alle Olimpiadi, che stanno diventando anche quella specie di auto, che scendono in un ghiaccio veloce, veloce, così. Con io posso scendere però veloce veloce di questo, praticamente ogni scalino che scendevo gli aveva una capata, quindi la mia discesa era questa, guarda, io infinita, cioè io belle buone continuavo a fare bu 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 bu, e mentre facevo bu 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 pensavo, dicevo guarda, è che ha da finire prima o poi sta cosa, e intanto ancora bu 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 bu, e di meno dice, a quante scuole ci stanno in questo palazzo, ma Marosca, che sta, ma a New York, in di grattacielo, quante pone, 15 scale, continuavo a fare bu 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 bu, comunque te ne tu pure devi pensare, e dici, guarda, basta, non voglio fare più sul lavoro perché è diventato proprio troppo pericoloso, perché che cazzo, c'è una da schiavi per portare due pizze e merda, e nel frattempo ancora bu 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 bu, non ne vengono mai sti scali. Comunque dopo un quarto d'ora, a retta finalmente, atterrai, e, e facette un burdello di pazzi. Immaginatevi in questo palazzo che tu quando ne sono tutto sto fracasso, bu 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 bu, con che tendere. Con che scelta tu quando hai in tuo palazzo, ma ui, che è successo, ma che è stato, ma è zumbata una bomba, la gente pensava che era una bomba che era zumbata, talmente un burdello. Poi retta un scemo lungo lungo in terra che è via, tu quando io voglio fammi vedere, ma che ti hai fatto? Ti hai fatto male? Oh. Io incredibilmente, guarda, una cosa inspiegabile, non mi faccio niente. Sarà stato che mo c'ho un casco sicuramente perché ci chiamava talmente di capate coppa che gli scalini che di me si intendeva un casco ma rapivo proprio a capo comunque sta caruta a me mi è rimasto impresso e se proprio vogliamo tirare fuori una morale cioè voglio cioè, la morale qual è? Tenete un casco in capo pure quando scendete con il motorino perché non mai sapevo che viene scimmie sciuliate come a me e avete la capo in 10 scalini perlomeno tenete un casco e vi potete salvare quindi questa lanciamo una morale vabbè, vabbè. A gente pure sta stasera e niente voglio ci vedremo rimane vabbè ciao ciao